giro in bicicletta in pieno sole, eccetera, eccetera, però devi proteggerti dai terribili raggi UVA, i raggi del sole, quelli malefici, o meglio, la componente malefica dei raggi del sole. In Cina spopolano i facechini, cioè il bikini. Sapete cos'è? Il facechini, potete immaginare cos'è. È una roba che copre il volto. Non c'è niente di islamico in tutto ciò, almeno per il momento. Sono maschere solari in tessuto sintetico lavabile. Alcune coprono soltanto la parte inferiore del viso, altre si estendono fino alla fronte, al collo e al petto. Nell'ultimo anno in Cina le vendite sono aumentate del 50%. È il business degli indumenti protettivi contro i raggi UV tra i cinesi. Ha raggiunto gli 11 miliardi di dollari nei primi 7 mesi dell'anno, scrive Repubblica, e riprende il noto sito di servizi informativi Dagospia, sempre dal noto sito di servizi informativi. In questo caso siamo sul Corriere Fiorentino, però. Che bella Firenze, la capitale del Rinascimento, della storia d'Italia, il distillato delle migliori menti architettoniche, artistiche che l'italico paese abbia mai prodotto nella sua gloriosa storia. Firenze fa schifo veramente, secondo quel che ci racconta il Corriere Fiorentino con Jacopo Storni. Sentite come inizia il pezzo del Corriere, come lo ripropone poi Dagospia. Arriva claudicante, vestiti sdruciti, ciabatte ai piedi sporchi, poi si siede per terra sotto le finestre di un condominio. Resta chino sul marciapiede, il corpo piegato su se stesso. Nelle mani stringe un pezzo di carta stagnola. Lo scalda con l'accendino, poi si batte sull'avambraccio, prende la siringa e si inietta eroina in vena. 12:15, piazza Stazione lato McDonald's. Va in scena ancora una volta il consumo di sostanze illegali di droga. Accanto all'uomo accovacciato sul marciapiede sfila l'esercito dei turisti. Questo è il tragico biglietto da visita per la culla del Rinascimento. La splendida Firenze. Fuori dalla stazione di Firenze, splendida si fa per dire naturalmente. Fuori dalla stazione c'è l'angolo dell'eroina. I tossici si drogano in pieno giorno davanti ai passanti, ai turisti, estasiati dal Brunelleschi e tutto il resto, dal meraviglioso Rinascimento italico. Qui c'è il rimortamento, un biglietto da visita all'insegna del degrado per la culla del Rinascimento, appunto. I residenti sono esasperati, gli androni dei palazzi vengono usati come centro di spaccio, i pusher nascondono la merce in mezzo alle aiuole condominiali, scrive. In questo caso il Corriere della Sera, il Corriere Fiorentino, e riprende Dagospia. Adesso ci fermiamo ancora un attimo, perché? Perché oggi ve l'hanno già detto tutti, sicuramente, ve lo diciamo anche noi, 1975 era il giorno 25 agosto del lontano ormai 75, quando la Columbia Records pubblicò il terzo album storico di Bruce Springsteen, Born to Run. A me Springsteen non mi è mai piaciuto, ma per dovere di calendario musicale ci ascoltiamo il celeberrimo pezzo considerato Born to Run, uno dei migliori album di Bruce Springsteen. A lei ci piace, diceva lo slogan del Pollo Valle Spluga, e allora ascoltalo. At night we ride to mansions of glory and suicide machines, sprung from cages on Highway 9, chrome wheel, fuel injected and stepping out over the line. Oh, maybe this town rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap. We gotta get out while we're young, 'cause tramps like us, baby, we were born to run. Yes, girl, we were. When you let me in, I wanna be your friend. I wanna guard your dreams and visions. Just wrap your legs around these velvet rims and strap your hands across my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop. Baby, we'll never go back. Oh, you walk with me out on the wild, 'cause baby, I'm just a scared and lonely rider, but I gotta know how it feels.
Beyond the palace, heavy-powered drones scream down the boulevard. Girls comb their hair. A lei ci piace Bruce Springsteen? E allora se lo ascolti, per carità. Comunque, lasciamo anche questo spunto del calendario musicale e vi vorrei proporre invece dal sito, sempre molto stimolante secondo me, memory.org, dove Memory sta per Middle East Media Research Institute, è una fonte che è utile consultare per molti motivi, trovate articoli che non circolano granché altrove. Ebbene, qui c'è un personaggio decisamente interessante, un giornalista di Gaza, quindi palestinese come si direbbe, Fatih Sabah, il quale pubblicamente ha rivolto un appello ai suoi co-palestinesi di Hamas. Comunque, in seguito alla decisione, e l'appello è decisamente controcorrente rispetto all'andazzo medio, in seguito alla decisione del governo israeliano di amplificare le operazioni militari, come sapete, contro Hamas per prendere il controllo di Gaza City, nel mezzo dello stallo dei negoziati per il cessate il fuoco, questo giornalista, va detto coraggioso, di Gaza, Fatih Sabah, ha pubblicato su Facebook una lettera aperta ai leader di Hamas. Nella lettera, che è stata pubblicata l'8 agosto scorso, Fatih Sabah ha invitato Hamas a cedere il potere nella striscia di Gaza e a trasferire la responsabilità dei negoziati con Israele a un gruppo, a un team congiunto arabo-palestinese che includa rappresentanti della ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, così dando a costoro, a questo gruppo, un pieno mandato per porre fine alla guerra, concordando un accordo sulle armi di Hamas. Il giornalista palestinese Fatih Sabah ha esortato Hamas a riconoscere i fatti per come sono. Ogni giro di combattimenti condotto con Israele si è concluso con pesanti perdite, con danni significativi e senza alcun risultato per il popolo palestinese. Gli attuali negoziati non hanno prodotto alcun risultato. Israele è potente, gode di un considerevole sostegno militare e politico da parte di Stati Uniti ed Occidente, che considerano Hamas un'organizzazione terroristica. La nazione araba nel suo complesso, la Umma islamica, non verrà in aiuto di Hamas, sottolinea Fatih Sabah, il quale quindi ha esortato Hamas a riconciliarsi con il movimento Fatah guidato dal presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, perché la riconciliazione a qualsiasi prezzo è 1.000.000 di volte meglio di nessuna riconciliazione, e un cessate il fuoco a qualsiasi prezzo è 1.000.000 di volte meglio della situazione in cui la popolazione di Gaza vive da 2 anni. Così il giornalista di Gaza, Fatih Sabah, ha concluso avvertendo che Hamas, che se rifiutasse di accettare questa proposta, né il popolo né la storia avrebbero pietà del movimento di Hamas. Una lettera aperta, dicevamo, che trovate su memory.org. Alcuni estratti ve li offre lo stesso sito, e la lettera di Fatih Sabah, giornalista di Gaza, si rivolge appunto direttamente alla leadership di Hamas. Ve ne giro qualche passaggio, è molto lunga la lettera, è molto argomentata, potete leggervela da soli sulla fonte memory.org. In ogni caso, scrive questo coraggioso giornalista palestinese, appunto di Gaza, Fatih Sabah: ho esitato a lungo prima di scrivervi, alla leadership di Hamas, questa lettera aperta per molte ragioni, la più importante delle quali è che sono un civile, un giornalista completamente estraneo ad alcun movimento o partito politico, senza alcun ruolo o posizione ufficiale, al di là della mia capacità professionale di giornalista. Inoltre sono certo che non avete bisogno della mia lettera, avete un ufficio politico, un consiglio della Shura, consiglieri, alleati, leader e negoziatori che senza dubbio si preoccupano del vostro benessere, della Palestina, della striscia di Gaza e della sua popolazione. Tuttavia, gli sviluppi, l'escalation di questa guerra di distruzione e tutte queste Nakba, cioè disastri, mi hanno spinto a scrivervi questa lettera di consigli per preoccupazione per voi e per ciò che resta di Gaza e della sua gente, nella speranza che non cada nel vuoto. Ciò che mi ha realmente spinto a scrivere oggi, scrive il giornalista di Gaza, Fatih Sabah, riporta memory.org, ciò che mi ha spinto a scrivere è la decisione presa
Ieri, la lettera è dell'8 su Facebook, 7 agosto 2025, dal gabinetto politico di sicurezza israeliano di intraprendere una nuova vasta operazione militare e occupare ciò che resta della striscia di Gaza a partire da Gaza City, la città. Questa operazione dovrebbe iniziare a ottobre, costringendo la popolazione della città, così come tutti gli sfollati 1 milione di palestinesi, a spostarsi verso sud, nell'area di Mawasi a Khan Yunis e non nel distretto centrale, perché si prevede che l'esercito israeliano invaderà anche quello dopo aver occupato Gaza City. Sono sicuro che sappiate come se la passano oggi gli abitanti di Gaza, che contano oltre 2 milioni di persone dopo 2 anni di una guerra di distruzione. E cosa causerà la nuova operazione militare. Pertanto, scrive il giornalista di Gaza, Fatih Sabah, alla leadership di Hamas, su memri.org trovate il testo, pertanto vorrei ricordarvi qualcosa che è stato detto alla fine del 2012 dal capo dell'ufficio politico di Hamas, all'epoca Khaled Mashal, in un incontro tra diversi alti funzionari di Hamas e più di 1000 personalità e dignitari nazionali, e c'ero presente anch'io, sottolinea Fatih Sabah. Mashal menzionò che nel 2008 il politico israeliano Eli Ishai, un parlamentare ex ministro che era allora presidente del partito di estrema destra Shas, gli inviò una proposta tramite l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter per condurre negoziati diretti tra Hamas e Israele nel tentativo di raggiungere una soluzione al problema palestinese. L'allora capo dell'ufficio politico di Hamas, Khaled Mashal, ha aggiunto di aver rifiutato quella proposta e ha detto, cito le sue parole, «Ho rifiutato la proposta non perché i negoziati siano proibiti, perché i negoziati non sono proibiti secondo la legge religiosa, ma perché sapevo che Israele non ci avrebbe concesso alcun diritto. Basta guardare il tentativo di negoziazione fatto alla fine il presidente palestinese Yasser Arafat e i suoi risultati, così rafforzato dalla politica con 20 anni d'esperienza come capo dell'ufficio politico di Hamas. Khaled Mashal si convinse che Israele, e dietro di esso gli Stati Uniti, non avrebbe concesso al popolo palestinese o a qualsiasi organismo palestinese alcun diritto, Stato o diritto all'autodeterminazione. 4 precedenti guerre di Israele contro la striscia di Gaza, continua Fatih Sabah, si sono concluse con migliaia di martiri e hanno distrutto decine di migliaia di edifici e case, così come le infrastrutture economiche, culturali e sociali di Gaza senza alcun risarcimento. Il movimento di Hamas ha avuto 2 esperienze importanti in questo contesto. La prima, guerra del 2012. Hamas ha permesso ai nostri fratelli, funzionari egiziani, di negoziare con gli Stati Uniti e Israele per porre fine alla guerra solo 8 giorni dopo il suo scoppio. La seconda occasione è stata la guerra del 14, in cui Hamas ha avanzato richieste significative, tra cui la creazione di un porto marittimo, la ricostruzione dell'aeroporto internazionale di Gaza, la revoca dell'assedio rigido imposto alla striscia, un accordo di scambio di prigionieri, nessuna delle quali è stata soddisfatta. La guerra si è conclusa dopo 50 giorni senza risultati degni di nota, sebbene Hamas non fosse l'unico negoziatore, ma avesse accettato di far parte di un team negoziale dell'OLP. Ma se nel 14 il movimento non aveva alcun potere contrattuale per garantire il rilascio dei prigionieri palestinesi o raggiungere qualsiasi altra sua giusta richiesta, oggi, sottolinea questo coraggioso giornalista di Gaza, Fatih Sabah, oggi le cose stanno molto diversamente, perché il movimento detiene 20 prigionieri israeliani vivi, cioè ostaggi, e 30 corpi morti, il che consentirà a sé e alla patria palestinese di chiedere un prezzo rispettabile per il loro rilascio. Ritorniamo con la mente al 2008, scrive Fatih Sabah, quando una delegazione dei leader del movimento lasciò la striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, con garanzie egiziane che non sarebbero stati danneggiati, e si diresse al Cairo e a Damasco per negoziati indiretti con Israele, per raggiungere un cessate il fuoco e porre fine alla guerra lanciata contro la striscia il 27 dicembre 2008. Dopo la guerra, il 18 gennaio 2009, 5 o 6 di noi giornalisti incontrammo a Gaza il funzionario di Hamas, il dottor Mahmoud al-Zahar. Ci disse, cito di nuovo le sue parole, ho detto a Mashal, il capo politico di Hamas, che la guerra deve finire. Tu, come capo dell'ufficio politico, l'uomo che ha l'ultima parola, devi fermare la guerra. Mashal e il movimento concordarono il cessate il fuoco, ma senza risultati degni di nota. Ora arriviamo al Consiglio. In conclusione, abbiamo fatto 4 guerre tra Hamas e Israele, la più recente nel 21.
si sono concluse senza risultati. Nessun prigioniero rilasciato, nessun diritto restituito, nessun nuovo diritto ottenuto per i palestinesi. Inoltre, nella guerra attuale, il tentativo del movimento Hamas di negoziare non ha ottenuto molto, proprio come il tentativo precedente dell'OLP, forse peggio. I negoziati sono diventati un processo futile. Israele ha potenza di fuoco enorme, è sostenuto dagli Stati Uniti che gli forniscono armi e munizioni. Israele crede che ciò che non si ottiene con la forza sarà ottenuto con più forza. Questa pericolosa convinzione e logica spiegano la sua decisione di intraprendere l'operazione militare decisiva. Israele gode anche del sostegno politico e legale degli Stati Uniti in ogni forum internazionale. Il movimento di Hamas sa che le nazioni arabe e islamiche non hanno mosso un dito negli ultimi 2 anni e non lo muoveranno ora, anche se tutta la popolazione di Gaza venisse uccisa e tutte le loro case venissero distrutte. L'Europa e gli Stati Uniti considerano voi, cari capi di Hamas, un movimento terroristico e hanno concesso a Israele il via libera per distruggere voi e noi insieme a voi, dichiarando che Israele ha il diritto di difendersi. C'è molto altro da dire, ma il consiglio più importante è che nulla di ciò che ho detto significa resa o invito alla resa. È un invito a leggere la realtà correttamente, scrive Fatih Sabah, lo vedete qui per chi ci sta vedendo, è un giornalista di Gaza che su Facebook ha scritto questa lettera ai vertici di Hamas e dice in sostanza guardate la realtà, guardate i fatti e a questo punto cercate di dare a qualcun altro, compresa perfino l'autorità nazionale palestinese, il compito di negoziare veramente. Siate realisti, questi vi fanno fuori, gli israeliani. Così su memri.org. Ci fermiamo ancora un attimo? Cosa dite? Sì, possiamo permettercelo perché il calendario musicale di oggi è ricco. Finalmente roba buona, direi. No, beh, Gene Kelly era roba buonissima, a mio parzialissimo, individualissimo giudizio. Ma questa è roba sicuramente buona. Facciamo un saltone al 25 agosto del 1991. Cosa succedeva? Che il grande e immenso Miles Davis, trombettista tra i trombettisti, tenne la sua ultima esibizione dal vivo a Los Angeles. Qui ascoltiamo di Miles Davis un pezzo che sicuramente riconoscerete, So What, con, sentite un po' che quartetto, oltre a Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley e Bill Evans al pianoforte. E ho detto tutto.
È quasi un crimine tagliare so what, però lo tagliamo lo stesso, fa niente, perché ci sono diverse cose da segnalare, alcune cose spunti interessanti. Un altro sito degno di nota è truenumbers.it, forse lo conoscete già perché l'abbiamo già citato qualche volta. Qui c'è un bell'articolo in home page sulla questione di quanta gente entra in Europa illegalmente e quanta viene rimpatriata, quanta viene riportata a casa. In Europa arrivano 420 persone al giorno. E per quanto concerne invece i rimpatri, sono 316 al giorno, perlomeno questo è accaduto tra gennaio e marzo del 2025 dell'anno in corso. Il paese che ha fatto più rimpatri in assoluto nei primi 3 mesi del 2025 è la Francia, 3.695 persone rimpatriate, subito dopo la Germania, 3.625. Dopodiché la piccola Cipro, ben 3.470 rimpatriati. La Svezia, 2.715. La Polonia, 2.135, sempre nei primi 3 mesi del 25. La pur piccola Austria, 1.650 rimpatri di irregolari immigrati nei primi 3 mesi del 25. La Spagna, la socialista Spagna, 1470, che sopravanza invece la fascista Italia, 1250 nell'Italia fascista, giusto appunto, la Grecia 1050, la Croazia 1050 e via dicendo. In sostanza, per sintetizzare appunto, ogni giorno in Europa entrano 420 migranti irregolari. La media è stata calcolata dall'Agenzia delle Frontiere Frontex dell'Unione Europea per il primo semestre del 25. Quindi sono 75.900 persone che attraversano i confini in maniera irregolare rispetto alle frontiere esterne dell'Unione Europea. Il dato non sorprende, scrive True Numbers, ma quanti di questi vengono rimpatriati? 420 al giorno entrano irregolarmente, nel primo trimestre del 25 316 al giorno sono stati rimpatriati. Se il ritmo rimanesse invariato anche nei prossimi mesi, o meglio nei 3 mesi sono già passati ma non abbiamo ancora la statistica, nei successivi 3 mesi del 25, cioè praticamente fino al giugno, si arriverebbe a 57.000 rimpatri in 6 mesi. Ogni giorno quindi entrano 420 persone, ne vengono rimpatriate 316. La differenza è 104 persone irregolari, migranti, che rimangono in più ogni giorno in Europa. In un anno fanno 38.000 persone, l'equivalente dell'intera popolazione di un capoluogo di provincia come Aosta. Come abbiamo detto, tra le nazioni che fanno più rimpatri, la Francia, poi la Germania e poi Cipro e poi tutto il resto che abbiamo detto prima. Lasciamo anche True Numbers. A proposito di immigrazione, c'è una interessante conversazione sulla nuova bussola quotidiana di Lorenza Formicola con un prelato che non cela le proprie opinioni, anzi le dice molto apertamente: l'immigrazione di massa è un piano per islamizzare l'Europa. Politici e organizzazioni internazionali hanno orchestrato una sorta di reinsediamento di cittadini a maggioranza musulmana in paesi cristiani europei con il fine di cambiarne l'identità. Si abusa della definizione di rifugiati. Molti nella Chiesa, anziché annunciare Cristo, strumentalizzano la Bibbia per giustificare l'immigrazione di massa. Così parla con la nuova bussola quotidiana Monsignor Athanasius Schneider, vescovo titolare di Celerina e ausiliare dell'arcidiocesi di Maria Santissima in Astana. È una delle voci più autorevoli del cattolicesimo contemporaneo. Saggista, ha appena pubblicato un libro, Fuggite le eresie, una guida cattolica agli errori antichi e moderni, che sarà pubblicato in italiano, credo, secondo quel che racconta la nuova VQ, a fine estate. Nato in Kirghizistan, Monsignor Athanasius Schneider ha trascorso la giovinezza nella chiesa clandestina sovietica. Con il crollo dell'Unione Sovietica è arrivato a Roma per completare gli studi. Dottorato in patrologia presso l'Istituto Augustinianum. Dal 99 insegna al seminario di Karaganda, dove è direttore spirituale degli studi e presidente della commissione liturgica e segretario generale della conferenza dei vescovi cattolici del Kazakistan. In questi giorni è tornato a circolare un estratto di una sua vecchia conferenza sull'immigrazione del 2018, nella quale Monsignor Schneider affermava: il fenomeno della cosiddetta immigrazione rappresenta un piano orchestrato, preparato da tempo dalle potenze internazionali,
per cambiare radicalmente l'identità cristiana delle popolazioni europee. Queste potenze stanno utilizzando l'enorme potenziale morale della Chiesa e delle sue strutture per raggiungere più efficacemente i loro obiettivi anticristiani e anti-europei. A tal fine si abusa del concetto stesso di umanesimo e perfino del comandamento cristiano della carità. È un'invasione, islamizzazione di massa dell'Europa. A distanza di 7 anni, chiede Lorenza Formicola a Monsignor Athanasius Schneider, come crede che stiano le cose oggi? E risponde il prelato, Monsignor Schneider, che è appunto vescovo e anzi ausiliare dell'arcidiocesi di Maria Santissima in Astana, in Kazakistan. Dobbiamo semplicemente aprire gli occhi, dice Monsignor Schneider, e affrontare la realtà così com'è. Negli ultimi 10 anni alcuni paesi dell'Europa occidentale, tra cui in particolare Germania e Regno Unito, hanno favorito un afflusso sproporzionato di persone provenienti da paesi a maggioranza musulmana classificate principalmente come rifugiati. Questo processo può essere definito come una sorta di reinsediamento di cittadini a maggioranza musulmana in paesi cristiani europei. Un processo appunto orchestrato, dice Monsignor Schneider. Orchestrato da chi? Dalle autorità politiche europee di livello superiore in collaborazione con alcune organizzazioni internazionali e sovranazionali. Le autorità centrali dell'Unione Europea hanno infatti pubblicamente rimproverato quei paesi europei come Ungheria e Polonia che hanno imposto restrizioni all'ammissione di immigrati provenienti da paesi a maggioranza musulmana. Domanda all'intervistatrice della Nuova Bussola Quotidiana, Monsignor Athanasius Schneider. Secondo lei, quindi, l'attuale fenomeno migratorio è frutto di un disegno più grande, di un'elite politica con un obiettivo globale? Risponde Monsignor Schneider, è confermato da fatti politici concreti. Col pretesto dell'integrazione, pratiche religiose islamiche vengono introdotte nelle scuole e nella vita pubblica. Il cibo halal, le cene pubbliche per la rottura del digiuno durante il mese di Ramadan, la pubblicità e le luminarie festive per il Ramadan nelle città a maggioranza cristiana. Ad esempio, l'anno scorso esponenti di primo piano della politica tedesca hanno fatto gli auguri per l'inizio del Ramadan sui principali media, mentre nello stesso periodo, con l'inizio della Quaresima, la maggioranza cattolica non ha ricevuto alcun messaggio pubblico. In non pochi asili pubblici e scuole elementari in tutta Europa, in diversi paesi europei, gli insegnanti accompagnano i bambini in visite guidate alle moschee e mostrano loro i gesti della preghiera musulmana. Se questi stessi bambini venissero accompagnati in chiese cattoliche per pregare, scoppierebbe una tempesta di proteste senza precedenti. Strumento globale l'immigrazione. In che senso? In tanti paesi, continua Monsignor Schneider, a tradizione cristiana, la componente islamica è destinata in breve a prevalere numericamente. Le famiglie musulmane mediamente più prolifiche di quelle europee, caratterizzate da poligamia, alimentano una crescita demografica rapida e costante, senza considerare che in diverse nazioni a maggioranza cristiana vi sono già figure musulmane che occupano posizioni politiche di primaria influenza. Intere regioni dell'Africa e del Medio Oriente vengono private di risorse, energie, giovani talenti. Promuovere l'immigrazione può dirsi una soluzione in questo caso? È la domanda alla quale Monsignor Schneider risponde così: è solo un grande errore. I governi europei dovrebbero investire in progetti umanitari e economici che permettano a rifugiati e immigrati di restare nei propri paesi, migliorandone le condizioni di vita, contribuendo alla prosperità e al progresso della loro terra. L'attuale immigrazione, pilotata per fini ideologici e politici, sradica le persone, priva le nazioni delle loro forze e le spinge verso l'impoverimento e l'arretratezza. Il popolo di Israele, prosegue Schneider, fu portato con la forza a Babilonia e tenuto lì in una forma di schiavitù. Gli immigrati oggi in Europa non vi sono portati con la forza e certamente non vivono in Europa come schiavi, anzi ricevono molti vantaggi sociali, oltre che sussidi da parte dei governi europei. La Sacra Famiglia, ricorda Monsignor Schneider, dovette fuggire in Egitto perché si voleva salvare la vita del bambino Gesù. Le parole di Dio nell'Antico Testamento raccontano di un'accoglienza generosa di rifugiati e stranieri. Tuttavia, la stessa parola di Dio afferma che lo straniero deve anche osservare i comandamenti religiosi del popolo di Israele e in nessun caso diffondere la propria religione idolatra. Oggi si fa esegesi selettiva solo per scopi politici e ideologici.
Che in Occidente la Chiesa appare così cauta nel denunciare la minaccia islamista. Secondo Monsignor Athanasius Schneider, molti rappresentanti della Chiesa oggi sono guidati dal politicamente corretto. Il dialogo interreligioso è un metodo ambiguo. Si invoca un'armonia tra le religioni che non esiste né nella dottrina né nella morale, spesso neanche nella pratica. Inoltre, osserva Schneider, le affermazioni del Corano e della Sharia, che contengono chiare discriminazioni nei confronti dei non musulmani, non vengono mai affrontati. Un tipo di dialogo, tra virgolette, manca di sincerità. Il problema dell'Islam politicizzato e della crescente persecuzione dei cristiani, soprattutto in paesi islamici o da parte di gruppi estremisti islamici, di solito non viene affrontato. Il cattolicesimo resta la religione più perseguitata. Il motivo è semplice: è l'unica vera religione voluta da Dio qui sulla terra. Su questo potremmo aprire un grandissimo dibattito, però devo dire che tra preti, vescovi, papi, eccetera, non se ne sente più nessuno a dire una roba che invece, quando eravamo piccoli, era un dato comune. Potevi credere o non credere, non sto dicendo che dico questo, fede a parte, però te lo sentivi dire che è l'unica vera religione, perché se ammetti tutte le altre vuol dire che sono tutte false, fondamentalmente, o no? Circa, più o meno, insomma, comunque, l'unica religione che possiede la pienezza della verità, eccetera, eccetera. Se volete comunque poi concludere il pezzo, l'intervista la trovate in apertura, in home page, sulla nuovabq.it. E adesso nuovamente musica, perché abbiamo pur tanta roba da ascoltare. Mi spiace, ma oggi niente telefonate, perché abbiamo tanta roba da dire, da raccontare, tanta roba noiosa con cui affliggervi. Nel 1891, oggi, 25 agosto, cosa succedeva? Nasceva Samuel Gardner, compositore americano, nasceva peraltro in Ucraina, a Kropyvnytske. Ascoltiamo ora Dal Canneto, From the Cane Break. Niente male, Samuel Gardner, From the Cane Break, dal Canneto. Lo stipendio di un magistrato è il più alto della pubblica amministrazione. Questo credo che a naso lo si sapesse già praticamente tutti, no? Però sempre dal sito truenumbers.it, che ha questa impostazione di mettere in primo piano i dati, i numeri, i fatti, è ribadito con i numeri alla mano, giusto appunto. Un magistrato mediamente acchiappa 137.000 euro all'anno. Qual è la carriera pubblica più redditizia dopo quella del magistrato? La carriera prefettizia, 99.900 euro rotti all'anno. Carriera diplomatica, 89.000 e rotti. Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzionarietti vari, 66.000 euro. Professori e ricercatori universitari, 62.500 euro all'anno. Corpi di polizia, 42.600. Sanità, 41.000.
e via via a scendere. Ultima in classifica la scuola, perché importante è l'istruzione, 30.000 euro all'anno, importantissima. Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, nomina per sorteggio dei componenti, insomma la riforma della giustizia targata Ministro Nordio sta per portare delle novità davvero molto importanti. Probabilmente ci sarà anche il referendum confermativo, occorrerà attendere quindi fino al 2026 come minimo per vederla completata, ma intanto il sì del Senato è arrivato, un passo avanti è stato fatto, scrive truenumbers.it. Ciò che però ovviamente non verrà per nulla toccato dalla riforma è lo stipendio, il quattrino dei magistrati, che insieme alle mansioni è regolato da un contratto con lo Stato, essendo i magistrati ovviamente i giudici dipendenti pubblici. Quindi quanto guadagna un magistrato in Italia? Diciamo subito, scrive True Numbers, che sono i dipendenti pubblici, i magistrati, più ricchi d'Italia e ce lo dicono i dati dell'Agenzia Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, l'ARAN, che certifica che lo stipendio di un magistrato è molto più del quadruplo di quello, per esempio, di un lavoratore del mondo della scuola, più del doppio di quello di un professore universitario. I numeri li abbiamo visti prima. 137.000 irrotti. A proposito di numeri e dati, c'è un altro articolo degno di interesse in home page su truenumbers.it. È la lista dei paesi che hanno la bomba nucleare. La decisione di Israele di attaccare l'Iran nasce dal timore che l'Iran possa dotarsi appunto di una bomba atomica e diventare così la 10ª potenza nucleare mondiale, perché finora sono 9 i paesi che possiedono arsenali, quindi con utilizzo bellico, di bomba nucleare. Sono Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina, Pakistan, Israele, Corea del Nord, ma anche l'India. Per quanto riguarda Israele, ufficialmente non è titolare di testate nucleari, ufficiosamente si sa che dovrebbe averne attive 80. Nel 2024 gli arsenali nucleari in tutto il mondo hanno raggiunto quota 12.121 testate atomiche, 9.585 pronte all'uso, 3.904 sono quelle invece già operative sul campo. A guidare la classifica Stati Uniti e Russia, che insieme hanno quasi il 90% delle armi nucleari mondiali. Gli Stati Uniti hanno contato 5.044 testate, delle quali 1.770 già schierate tra basi aeree, sottomarini e missili. La Russia ne possiede più o meno uguale, un po' di più, 5.580, con 1.710 testate in posizione d'attacco. Le potenze dunque hanno continuato a investire in sistemi nucleari sempre più avanzati. La Cina ha continuato a espandere il proprio arsenale nucleare, 10 volte meno però che Stati Uniti e Russia, è salita a 500 testate nel 2024. Ora capite perché con Putin non è che devi scherzare più di tanto, ha più testate nucleari degli Stati Uniti e ne ha tra operative quasi uguale, 1710 contro le 1770 già schierate dagli Stati Uniti. Insomma, siamo lì, in piano di perfetta parità. Su truenumbers.it. La giunta milanese ha perso la sinistra, questo è un bellissimo pezzo, ma vediamo se ci abbiamo tempo dopo. Intanto però io vi farei ascoltare un altro brano musicale, chiedo con ciò l'assistenza del sempre ottimo, sempre eccellente tra gli ottimi Francesco in regia. E il 25 agosto del 1922 nasceva ad Haifa, mandato dalla Palestina, sarà poi Israele, Ivry Gitlis, virtuoso israeliano del violino classico. Qui lo ascoltiamo nel concerto di Berlino di Vladimir Kosma, compositore a sua volta, direttore d'orchestra, violinista, pianista, arrangiatore rumeno, naturalizzato francese e noto per essere stato l'autore di musiche per film e per serie televisive. Gustoso. Ivry Gitlis nasceva oggi nel 22 a Haifa, virtuoso israeliano del violino classico, la composizione è di Vladimir Kosma. Buon ascolto.
Allora, ve l'ho citato un paio di volte, adesso vorrei leggervi qualche passaggio. Se voi non lo conoscete, un sito interessante è la sinistra di una volta, quella milanese riformista, però sinistra-sinistra, arcipelagomilano.org. È stimolante, è interessante perché dice cose che ormai non trovate più da nessuna parte. Luca Beltrami Gadola ha scritto per tanti anni su Repubblica, viene da una famiglia di costruttori, è stato costruttore a sua volta nella Milano che fu, ed è una persona appunto di una volta. Questo secondo me significa di qualità, assolutamente, e di una intellettualità libera che serve comunque anche a chi non la pensa come lui. Non è questione di pensarla come o è questione di far funzionare il cervello secondo i propri criteri, secondo i propri valori, che non sono uguali per tutti, naturalmente, sto dicendo cose da acqua calda, però insomma quando c'è la qualità e quando c'è una certa indipendenza di giudizio, anche l'ideologia non dà fastidio, secondo me. In ogni caso, cosa ci racconta un uomo di esperienza, sia politica che giornalistica, che nel campo specifico delle costruzioni e dell'edilizia milanese, Luca Beltrami Gadola? Ci racconta che il 18 giugno scorso ha ricevuto una email nella quale si annunciava un convegno organizzato dall'Associazione del PD dei Democratici di Milano, titolo Milano come è cambiata con il centro-sinistra. Un tema di grande attualità. Tutti i relatori erano tutti quanti politici di peso del Partito Democratico. Erano previsti i saluti di questo, di quell'altro, hanno partecipato tutti, tutta la gerarchia del PD, e la conclusione era stata affidata all'onorevole Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera dei Deputati. Insomma, scrive Beltrami Gadola, un bel parterre de roi. L'occasione di sentire 13 interventi importanti. Ebbene, nulla che non avessimo già sentito. Parole, parole, parole. Forse volevano soltanto parlarsi tra di loro. Comunque c'è anche il link, se voi andate su arcipelagomilano.org, per riascoltare il tutto, i video, gli interventi, eccetera. Detto questo, e appunto sottolineato che era un'occasione per parlarsi solo tra di loro, mi faccio delle domande sul, tra virgolette, centro-sinistra che governa a Milano. La politica dell'amministrazione milanese, Giunta Sala, si autodefinisce centrosinistra, anche se di sinistra, obietta Beltrami Gadola, si sono perse le tracce, e non da ieri. Oggi, a essere buoni, potremmo chiamarle giunte di centro, forse addirittura di centrodestra, con qualche sfaccettatura trampiana. L'ultima giunta che può legittimamente chiamarsi di centrosinistra, scrive Beltrami Gadola, fu quella di Borghini. Diventa sindaco nel dicembre del 91, ormai una vita fa. Lo rimane fino al marzo del 93, quando la giunta va in crisi. Era un momento difficile, la maggioranza si divise su molti argomenti, tra il depuratore di Nosedo e il piano parcheggi. La botta finale fu l'apertura di un'inchiesta per corruzione a carico dell'assessore all'economato Pierfrancesco Giuncaioli. Il sindaco Borghini si dimise. Che Borghini fosse un uomo di sinistra, nel fondo dell'anima, ho i miei dubbi, scrive Beltrami Gadola, visto che dopo un periodo di sonno lo ritroviamo in Forza Italia, un nido caldo di designazioni in enti e commissioni con lauti stipendi. Dopo il commissario
A partire dal 93 fino al 2011 abbiamo avuto sindaci e giunte di centrodestra, fino all'elezione di Giuliano Pisapia, che tra l'altro si trovò durante il suo mandato a diventare anche sindaco della città metropolitana di Milano, cioè di quel pasticciaccio brutto della legge del Rio, la legge 56-2014, le cui conseguenze nefaste durano ancora oggi e fino a quando chissà. Giuliano Pisapia si trovò immediatamente ad affrontare un problema fondamentale per Milano, ripercorre sul sito di arcipelagomilano.org Luca Beltrami Gadola. L'articolo è dell'8 luglio scorso, non è stato aggiornato ancora il sito, ma mantiene tutta una sua bella fresca attualità, perché di questo modo di ragionare è assolutamente raro, anzi non compare altrove secondo me. In ogni caso, visto da sinistra, sia ben chiaro. Allora, dicevamo, secondo Beltrami Gadola, arriva a un certo punto Giuliano Pisapia che deve affrontare, sindaco, un problema fondamentale per Milano, vale a dire il nuovo PGT, il piano di governo del territorio, quelli che una volta erano i piani regolatori. Un documento elaborato durante la precedente giunta di Letizia Moratti, che conteneva norme da mani sulla città, secondo Beltrami Gadola. Mentre si era alle ultime battute, prima che cadesse la giunta Moratti, un nostro collaboratore su Arcipelago Milano scrisse, Michele Sacerdoti, siamo l'1 febbraio del 2011, come ha dichiarato il candidato sindaco del centro-sinistra Pisapia chiedendo una moratoria, è scorretto che l'attuale maggioranza vincoli il prossimo Consiglio sulla politica urbanistica della città di Milano. La maggioranza che vincerà le elezioni, se diversa da quella attuale, poi vinse infatti Pisapia, si troverà a dover gestire un piano di governo del territorio non condiviso e dover avviare immediatamente una sua revisione che potrebbe necessitare un periodo lungo. Il documento di piano di governo del territorio dovrebbe essere il programma urbanistico del sindaco e durare per i 5 anni della sua legislatura. Il nuovo sindaco invece si troverebbe a gestire il piano del sindaco precedente. Dopo quelle parole, scrive Beltrami Gadola, Pisapia, diventato sindaco, come primo atto della sua giunta, fa approvare il piano di governo del territorio Moratti-Masseroli, che dà il via con l'ok delle giunte di sinistra che gli succedettero, sinistra o centrosinistra, o dice Beltrami Gadola, qua di sinistra non c'è più niente, dà il via al crollo della politica urbanistica, orientata ormai solo ad avere attenzioni agli interessi dei gruppi immobiliari. Le giunte di centrodestra, però, durante le loro sindacature, hanno infiltrato le istituzioni di uomini legati a Comunione e Liberazione col suo ramo secolare, la Compagnia delle Opere. Dell'urbanistica di Masseroli, il sindaco Sala diventa l'epigono. Come dice il dizionario Oxford, epigono significa discepolo o successore, di solito inferiore e decadente, senza personalità né capacità creativa. Ma torniamo al convegno e al suo titolo, Milano come cambiata con il centrosinistra. Il titolo andrebbe declinato così, scrive Beltrami Gadola, Milano come è cambiata con il centrosinistra al governo dal 2016 ad oggi. Ogni giunta, dal 2016 a oggi, va di male in peggio. Pronube le leggi del Rio e Bassanini bis. Quest'ultima, la Bassanini bis, legge 127 del 97, è stata la pietra tombale della democrazia partecipativa, perché prevede l'uomo solo al comando, con l'azzeramento dei poteri del Consiglio Comunale e gli assessori ridotti a burattini. Inizia l'era dell'ingegneria del consenso, con il suo codazzo di convegni, tavole rotonde, tavoli tematici, commissioni speciali, tutte manovre elettoralistiche. Nel frattempo Milano è sempre più sporca, percepita quasi sempre come insicura, le lamentele dei cittadini trovano ascolto solo nei giornali locali e non trovano l'ascolto di chi istituzionalmente dovrebbe ascoltare. Milano, scrive Beltrami Gadola, è ridotta a un gigantesco market del lusso, con spazi dedicati e protetti, come il famoso quadrilatero, attrattivo per i turisti, del cui arrivo ci si compiace, anche se stravolgono la città, a beneficio di negozianti, albergatori, ristoratori. Le famose piazze dell'urbanistica tattica sono in parte degradate per mancata manutenzione, in parte travolte dall'effetto Movida, per la gioia, tra virgolette, dei residenti. Ma quel che è peggio di tutto è che si è dilapidato il patrimonio di aree e edifici pubblici, favorendo la gentrificazione di alcune zone a favore dei soliti.
Caliamo poi un pietoso velo sulla politica cosiddetta green e sul greenwashing, cioè gli diamo una ripulita di verde. È la ciliegina sulla torta delle più orrende operazioni della cosiddetta rigenerazione urbana. Sorvoliamo sul verde a Milano, scrive Beltrami Gadola, che cercheremo di avere di nuovo con noi. Ci abbiamo parlato un paio di volte qui a Radio Libertà, mente sopraffina a mio giudizio. Comunque sorvoliamo sul verde a Milano perché il discorso sarebbe troppo lungo. Cosa possiamo ancora dire dello scandalo delle autorizzazioni a costruire le SCIA? Possiamo solo ricordare quello che un funzionario, travolto dall'onda della magistratura, disse: seguivamo direttive dall'alto. Punto, fine del ragionamento. La vicenda poi dello stadio Meazza, conclude Beltrami Gadola, è la rappresentazione iconica della politica di questa giunta e del suo capo. La Corte dei Conti è ancora al lavoro e le vicende giudiziarie non finiranno prima della fine del mandato di Beppe Sala. Giunta e sindaco, allora? Potremmo prendere spunto dalla famosa frase di Nanni Moretti: fateci vedere qualcosa di sinistra prima che sia troppo tardi. Non domandatemi di spiegare cosa sia la sinistra, perché se ci guardiamo negli occhi lo sappiamo tutti molto bene cos'è, al di là delle torsioni dettate dalle convenienze personali. Dunque, conclude Luca Beltrami Gadola, arcipelagomilano.org, Milano è sì cambiata, ma in peggio. Per chiudere due notizie, una buona, a meno di giravolte politiche, Sala non avrà un terzo mandato. Una cattiva, la sinistra non troverà un candidato che abbia buone probabilità. Arcipelagomilano.org e noi chiudiamo con l'ultimo brano della giornata. L'ultimo brano della giornata e del calendario musicale ci porta dove? Al 1950, quando nasce a Stamford, Connecticut, Stati Uniti, Willie DeVille, William Paul Borsey Jr., cantante e chitarrista rock, come si potrebbe semplificativamente dire. Ci ascoltiamo Storybook Love. Buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.